La farmacia De Lorenzo di Conegliano vi propone un apparecchio per aerosol per bambini a 119 euro anziché 170 euro. Si tratta del Fluirespira aerosol didattico che, grazie a 100 attività didattiche, 50 in italiano e 50 in inglese, favorisce il rilassamento dei bambini durante il trattamento. Consente di dedicare il giusto tempo alla terapia e favorisce un respiro più regolare e profondo, elevando i benefici dell'aerosol. Farmacia De Lorenzo, via Torricelli 2 a Conegliano, vicino alla chiesa di San Pio X. Telefono 0438 61 701. Continua la nostra programmazione e continua naturalmente con la dottoressa Bonotto già in studio con noi. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Siamo con la farmacia De Lorenzo per parlare naturalmente di quell'argomento che stiamo trattando da un paio di settimane ormai più o meno, anche qualcosa in più, no? Insomma è arrivata, ci aveva fatto vedere un po' di sole, è arrivata un po' d'estate, è sparita subito. Però noi non ci vogliamo prendere indietro e quindi abbiamo anche portato dei prodotti quest'oggi. Oggi la dottoressa ha portato dei prodotti per mostrarceli e per far capire insomma che cosa bisogna fare. Oggi parliamo di preparazione ancora all'estate e prima di iniziare comunque rispondiamo anche alle domande che erano arrivate la scorsa settimana. Mi pare che una chiedeva se i solari erano sicuri. Certo, allora i prodotti per la protezione solare, come del resto tutti i cosmetici, sono regolati da una legge italiana che recepisce in Italia la direttiva europea del 2006 che riguarda produzione, confezionamento, distribuzione e vendita di cosmetici. Tra l'altro dal luglio 2013, quindi quello prossimo adesso, sia la direttiva europea che la nostra legge italiana saranno sostituite dal nuovo regolamento dell'Unione Europea, che se qualcuno vuole andare a vedersi do l'indicazione, è il 1223 2009, pubblicato appunto nel dicembre 2009 e rappresenta un significativo passo in avanti, diciamo, nella regolazione appunto dei prodotti cosmetici, perché la prima direttiva europea risale al 1976 e come si può immaginare, diciamo, nel corso degli anni ci sono state varie modifiche, diciamo, miglioramenti eccetera nel settore. E c'è un allegato che riguarda proprio la sicurezza dei cosmetici e quindi anche dei solari, dove si afferma che l'efficacia dei prodotti per la protezione solare dovrebbe essere indicata sull'etichetta con una dicitura molto chiara che si distingue cioè in protezione bassa, media, alta e molto alta, e ogni categoria dovrebbe avere anche un intervallo preciso di gradi di protezione sia nei confronti degli UVA che degli UVB. Nei prodotti che hanno anche la protezione contro gli UVA questa caratteristica va segnalata ed è segnalata con un diciamo cerchio che contiene la sigla appunto UVA. E significa appunto che il prodotto, diciamo, protegge anche dagli UVA oltre che dagli UVB, che è, diciamo, già sottinteso. Poi, diciamo, lo stesso regolamento dà anche una serie di indicazioni sulla protezione, sulle precauzioni di impiego, cioè per esempio stabilisce che non possono essere usati termini fuorvianti come total block, protezione, come si diceva esatto, schermo totale, eccetera. Protezione totale. Che sono fuorvianti perché effettivamente non si può avere uno schermo totale. E poi chiarisce anche sulla confezione come devono essere usati e dà anche alcune altre informazioni, tipo per esempio non rimanere troppo esposti al sole troppo a lungo, dicevamo eccetera. La scorsa volta avevamo dato alcune istruzioni per l'uso, insomma, poi bisogna seguirle, altrimenti decidete voi, insomma, poi noi vi diamo i consigli e poi sta a voi, poi ognuno fa chiaramente metterli in pratica. E per quanto riguarda la sicurezza dei componenti, dottoressa? Sì, nello stesso regolamento c'è un altro articolo che impone che un'azienda, quando immette in commercio un prodotto cosmetico, un solare e via dicendo, esso deve essere accompagnato dal cosiddetto dossier, in cui sono riportati la formula qualitativa e quantitativa, cioè quindi quali componenti e in che quantità sono presenti nel prodotto, il metodo di fabbricazione e i dati anche chimico-fisici e microbiologici del prodotto, proprio per salvaguardare, diciamo, la salute umana, insomma. Chiaro. Ecco. Il regolamento poi tra l'altro aggiunge anche una lista che viene detta, diciamo, delle sostanze vietate,
che era presente anche nella vecchia normativa. 1400 gli ingredienti. Esattamente, ci sono 1400. Non li ricordiamo tutti. No, chiaramente no, però voglio dire, è regolamentata insomma la produzione dei solari, ecco. Quindi possiamo stare tranquilli. Possiamo stare tranquilli, sì, direi che penso che ormai tutte le ditte si siano adeguate al... Speriamo. Sì. Mentre c'è un'altra domanda sulle creme solari, mi pare, se sono sicure, sì. Quella, come viene stabilito il fattore di protezione solare addirittura? Sì. Allora, ne avevamo già visto anche l'altra volta, comunque il fattore di protezione è un parametro che viene calcolato in laboratorio sulla base di un rapporto matematico tra l'energia necessaria a produrre la comparsa di arrossamento, quindi l'eritema solare sulla cute protetta dal prodotto, e l'energia invece che è necessaria per scatenare l'eritema in una pelle non protetta. Okay. Cioè praticamente il fattore di protezione che viene indicato con la sigla SPF, cioè Sun Protection Factor, è considerato una misura della quantità di radiazione che una pelle può ricevere senza scottarsi praticamente, quindi è un parametro comunque anche lì sicuro e calcolato. Visto, sì. Perfetto, va bene, quindi insomma state attenti esatto. Perché insomma comunque le creme solari sono sicure e bisogna metterle. Bisogna anche usarle e saperle usare insomma con un po' di attenzione. Bene. Ecco. Quando si parla di sole di mare si pensa poi ad una pelle liscia, tonica, idratata, insomma senza cellulite. Sorrido perché insomma poi vedo le cose che insomma non sono proprio così. Cosa si può fare per non incorrere nell'ansia da questa prova di bikini qui per voi donne, insomma, perché noi non avete questo problema. No, forse l'avremmo, ma no, forse non ce lo misura decisamente minore. Non ce lo facciamo, ormai siamo perduti, siamo finiti e quindi cosa vuole provare? Cosa fate? Allora, diciamo che in teoria bisognerebbe iniziare alcuni mesi prima, diciamo, dell'estate per combattere gli insettismi della cellulite, però insomma possiamo dire che siamo ancora in tempo, ecco. La strategia anticellulite diciamo, deve basarsi su 4 fronti: sull'alimentazione, quindi la dieta, l'attività fisica, il massaggio e l'integrazione naturale. Cominciamo dall'alimentazione intanto, che è quella più terribile. Allora, anche per la cellulite come per molte altre problematiche, diciamo, la prevenzione inizia senz'altro a tavola. In Occidente purtroppo si mangia troppo, spesso anche male, aprendo quindi la strada a dei disordini metabolici che facilitano poi l'instaurarsi della cellulite, delle adiposità localizzate, di problemi anche circolatori, eccetera. Quindi una corretta alimentazione effettivamente aiuta a prevenire, diciamo, queste problematiche. Prima di tutto è di fondamentale importanza bere. Almeno 1,5 litri, anche 2, poi dipende dalla stagione, di acqua o comunque diciamo di liquidi al giorno, purché non siano gasati, dolci, perché chiaramente se no andiamo a mettere dentro anche carboidrati eccetera, e possibilmente lontano dei pasti, in modo da non diluire i succhi gastrici, perché in questo modo si favoriscono l'eliminazione, diciamo, delle tossine e anche la diuresi, cioè chiaramente si aumenta appunto la diuresi. In particolare sono da scegliere le acque oligominerali, che oltre al rapido assorbimento gastrico hanno il vantaggio di depurare le vie urinarie e di non diciamo appesantire quindi i reni. Sì. E inoltre il principale elemento da evitare è il sale che favorisce la ritenzione idrica, quindi chiaramente andrebbe se non altro ridotto. Questo non vuol dire rinunciare ai sapori eccetera, perché possiamo degnamente sostituirlo con erbe aromatiche che possono essere timo, basilico, prezzemolo, poi chi più ne ha ne metta, insomma. Per lo stesso motivo quindi vanno eliminati o consumati con moderazione tutti quegli alimenti che contengono sale, quindi che sono conservati sotto sale, salamoia eccetera, e poi sarebbero da preferire gli alimenti ricchi di fibre, perché facilitano la digestione e l'attività intestinale, quindi verdure crude e cotte. Poi c'è da prediligere la cottura al vapore o alla griglia, quindi senza grassi eccetera, e come condimento è da preferire l'olio di oliva ai grassi animali. Quindi... Il secondo mezzo per combattere la cellulite si dice sia rappresentato proprio dagli integratori. Certo, anche per quanto riguarda la cellulite abbiamo degli integratori specifici. Tra gli integratori naturali un posto di primo piano spetta all'Enobiol, agli integratori della ditta del laboratorio Enobiol.
Si tratta di un'azienda francese leader ormai dal 1985 in Francia, quando furono fondati da Marie Béjot, che è un medico parigino specializzato in medicina estetica, con particolare attenzione proprio ai trattamenti per combattere sovrappeso e invecchiamento cutaneo. Si tratta in realtà di integratori detti nutraceutici. Ormai queste parole qua sono entrate un po'. E cioè alimenti farmaci praticamente, ovvero alimenti salutari che associano a componenti nutrizionali selezionati e con caratteristiche diciamo di alta digeribilità e di ipoallergenicità le proprietà anche curative dei suoi componenti, quindi diciamo sono un po' di più di un semplice integratore. Per quanto riguarda quello anticellulite è detto destoccante ed è un'associazione di estratti di semid'uva e acido linoleico coniugato, quindi da un lato riduce l'accumulo di grassi e dall'altro migliora anche la circolazione, che spesso diciamo è sofferente nella pelle cellulitica, e favorisce anche l'eliminazione dell'acqua e delle tossine. Un altro integratore molto valido a mio avviso è quello della Rilastil, che contiene olio di pesce ed estratti di algate verde e fico d'India, che sono utili appunto anche in questo caso per l'eliminazione di liquidi in eccesso e chiaramente anche dei grassi, insomma, che sono la causa diciamo degli inestetismi cutanei, diciamo, ecco, e agiscono con un processo di termogenesi praticamente. Perché l'alga bruna è molto utile nel trattamento della cellulite? Allora, l'alga bruna, che tra l'altro si trova lungo le coste della Manica e dell'Atlantico, una volta essiccata si presenta sotto forma di lamine nerastre, di consistenza anche molto cornea quasi, dal caratteristico odore salmastro, e contiene iodio. Iodio sia diciamo in forma diciamo libera, sia anche chiaramente in forma coniugata. I marinai del passato, questa è una notizia, un po' una curiosità, ecco, conoscevano bene questa alga perché avvolgevano il pesce per conservarlo. Facevano sushi subito. Quindi nel 1750 per la prima volta un medico inglese usò l'alga per curare il gozzo, e però bisogna aspettare il secolo successivo, quindi il 1812, quando un'equipe di chimici scoprì appunto che le alghe contengono in abbondanza lo iodio, e per questo diciamo viene assorbito con facilità dall'organismo e quindi va a concentrarsi nella tiroide, dove va a costituire gli ormoni tiroidei. Quindi per questo diciamo aumenta, proprio perché va ad agire sulla tiroide, aumenta il metabolismo basale, è quindi un pochino più lungo. Esplicano un'azione dimagrante, però agiscono anche a livello locale tra l'altro, quindi se per via interna, quindi come integratore, va usato con attenzione soprattutto da chi soffre di ipertiroidismo, proprio perché va a agire sulla tiroide, però diciamo per uso locale, quindi sotto forma di creme, può essere usato tranquillamente perché agisce solo localmente. Spesso associato all'alga bruna poi ci sono altri componenti diciamo che complementari che possono agire sul microcircolo, quali per esempio pungitopo, mirtillo eccetera, che hanno un'azione appunto sulla parte circolatoria, a livello circolatorio. Bene, dicevo in precedenza ai nostri tecnici che andiamo un attimo a concludere il discorso, quindi andremo un pochino più lungo dei 15 minuti normali. Il terzo modo per combattere la cellulite, sta maledetta cellulite, è il massaggio. È il massaggio, sì. Fatto a casa o da un professionista? Allora, diciamo che fino al secondo livello, al secondo grado diciamo di cellulite, si possono anche usare metodi tra virgolette casalinghi. Quindi appunto applicare la crema, il massaggio, poi chiaramente se il grado è molto più, cioè la cellulite è più marcata, è pesante, allora si devono usare metodi un po' più incisivi, diciamo. E professionali. Esatto. Come deve essere fatto sto benedetto massaggio? Quindi non è che basta insomma mettere applicare, la crema e basta, no? No, diciamo che per avere un effetto positivo deve essere innanzitutto deve permettere l'applicazione della crema e l'assorbimento della crema, però nello stesso tempo non deve creare microtraumi.
quindi va fatto in maniera diciamo delicata, partendo dal basso verso l'alto, quindi dalla caviglia verso diciamo verso il polpaccio, in modo da favorire la circolazione, e utilizzando appunto dei prodotti specifici. Bisogna saperlo fare, insomma. Bisogna insomma sì, saperlo fare, nel senso che non basta massaggiare in maniera così superficiale, perché altrimenti perde un po' il suo effetto. Esatto. Non serve nulla. Abbiamo dei prodotti, mi pare, una è la Ganassini di Milano, sì, e l'altra è sì, la Bioniche, la Bioniche. Allora, che tra l'altro li ho portati appunto Eccoli qua come esempio. Sì. Allora, i prodotti cosmetici della Ganassini, che ha fatto appunto una linea proprio specifica per la cellulite, che è l'Hipofusion, e poi la ditta Bioniche, che abbiamo il Defense Body, appunto lo stesso per cellulite, per microcircolo, eccetera. Favorisce il drenaggio dei liquidi e anche le scorie diciamo dei tessuti, quindi ha anche un'azione diciamo rende la pelle diciamo migliore anche dal punto di vista estetico. Diciamo in entrambi i casi sono i componenti più o meno sono sempre gli stessi che vengono utilizzati, cioè in commercio troviamo varie ditte e varie linee, però poi i componenti più sono o sempre meno quelli, sono sempre poi dipende da come uno si trova. Esatto. e dalla casa, insomma. Ganassini e Bioniche mi pare che siano questi due sono belle... quelli che trattiamo. Sì, Bioniche tra l'altro è anche nickel tested, quindi può essere utile per chi anche ha allergia al nickel. Sono i prodotti che vedete qui davanti a noi, sinistra, sì. e che potete trovare appunto alla farmacia De Lorenzo, dove potete richiederli naturalmente e ordinarli eventualmente per la prossima vostra estate. Infine, come ultimo fronte, ma non ultimo in quanto ad importanza, abbiamo il movimento. Perché se una non fa niente, la cellulite le viene fuori anche se non vuole. Proprio, esatto. Nel senso che una regolare attività fisica aiuta a sviluppare la muscolatura, brucia i grassi in eccesso, stimola la circolazione, promuove l'ossigenazione dei tessuti, e quindi diciamo soprattutto il movimento fisico aerobico, quindi la ginnastica aerobica, è quella più utile per combattere le adiposità localizzate e la cellulite. Un'altra diciamo attività molto utile è il nuoto e anche l'acquagym, cioè gli sport effettuati in acqua, perché oltre diciamo all'effetto del movimento abbiamo anche l'effetto dell'acqua che l'acquagym è tipico nelle piscine, esatto, nelle piscine. Donne, vediamo questa frotta di donne che vanno a movimentare. C'è anche l'effetto dell'acqua che aumenta diciamo la positività diciamo dell'attività fisica, ecco. Sì. Accanto a questi mezzi di prevenzione poi ci sono degli accorgimenti da applicare alla vita di tutti i giorni, quale evitare gli indumenti troppo attillati, le scarpe col tacco alto, perché ostacolano chiaramente la circolazione, non accavallare le gambe, perché così facendo si comprime le vene principali che corrono nella coscia e quindi si sfavorisce la circolazione. Questo dell'accavallamento non lo sapevo. Sì. Si bloccano le vene diciamo posteriori delle gambe, quindi chiaramente si riduce l'ossigenazione poi della parte anche bassa della gamba, quindi sarebbe da non accavallare le gambe. Alba Parietti sul cubo così com'è avrebbe fallito, insomma, se sapeva questa cosa non poteva accavallare, era finita. Sarebbe una delle indicazioni di queste. E dopo appunto, come si diceva prima, far funzionare bene l'intestino, quindi casomai usare delle fibre eccetera, evitare il fumo, evitare di restare anche sistematicamente a lungo o seduti o in piedi, perché entrambe le posizioni diciamo sono sfavorevoli. Noi lo stiamo dicendo, lo stiamo ripetendo da un po' di tempo, appunto, che insomma bisogna cercare di vivere in modo sano, in modo corretto. Esatto. E allora poi insomma tutto quanto passa, non diciamo in secondo piano, ma insomma si previene, diventano, ecco. Questi sono i prodotti che la farmacia De Lorenzo vi consiglia, e naturalmente spacco tutto, e naturalmente potete trovarli appunto presso la farmacia De Lorenzo. Chiedetelo alla dottoressa Bonotto o alla mamma che trovate e anche alla signora che segue proprio il reparto di cosmesi, che perfetto, è ferrata in tutto e per tutto, e quindi potete trovare il meglio presso la farmacia De Lorenzo. Dottoressa Bonotto, noi la ringraziamo. Grazie a voi.
e ci risentiamo la prossima settimana, sperando che ci sia un sole che veramente ci abbia dato il via a parlare di solari, perché altrimenti dobbiamo ritornare a parlare di pioggia. Va bene, ringrazio la dottoressa Bonotto e la farmacia De Lorenzo, che si trova a Conegliano in via Torricelli davanti al parcheggio della chiesa di San Pio X. Noi riprendiamo con la musica e tra un prodotto solare e l'altro via ce lo smaltiamo su e andiamo a farci belli. Vai!